Centri di accoglienza per migranti, la prospettiva è quella di chiuderli tutti e di fare in modo che gli immigrati siano aiutati a casa loro. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, risponde a chi ipotizza nuove chiusure, dopo quella improvvisa dell'hub di Bagnoli di Sopra, che ha sorpreso anche il sindaco del piccolo centro del Padovano. Il ministro è stato molto chiaro: da un lato respingere, aiutare a casa loro gli immigrati e dall'altro chiudere tutto quello che qui abbiamo, ed è esattamente quello che dovrà accadere. È un progetto impegnativo, ma già con questa chiusura dei Bagnoli si dà un bel significato. Partiamo da un presupposto: che dei 180.000 arrivi che arrivavano prima di questo governo, ogni anno noi sappiamo che il 93% non sono profughi, sono migranti economici, per cui da lì si parte. Prima vengono i nostri poveri, i nostri cittadini, e dopo quelli del resto del mondo. Nella Marca trevigiana, dove già nelle scorse settimane avevano fatto discutere le parole del prefetto Maria Rosaria Laganà, che aveva sottolineato lo svuotamento progressivo di strutture come l'ex caserma Zanusso di Oderzo e l'ex Serena di Dosson, la svolta di Bagnoli apre nuovi scenari. Non si può escludere che, come nel Padovano, arrivi a un certo punto l'input di ripartire i richiedenti asilo rimasti in strutture più piccole e meno impattanti, chiudendo finalmente i grossi centri che tanto malcontento e tante problematiche hanno suscitato. Man mano che le persone escono dai centri non vengono evidentemente rimpiazzate, quindi piano piano si svuoterà tutto. Se poi dovessero arrivare ordini diversi, è chiaro che dovremo capire dove mettere le persone che sono ancora nelle due caserme. Ricordiamo che a Bagnoli e a Cona si è creata una situazione di grande criticità che ha affrettato probabilmente l'uscita. Qui per fortuna la situazione non ha avuto quelle problematicità. Se dunque non ci saranno ordini precisi, Treviso e Oderzo concluderanno il loro compito secondo tempi fisiologici. Non essendoci nuovi accessi, noi speriamo che in un tempo, adesso io non so quantificare, ma che si possa praticamente arrivare anche lì pian piano a svuotare tutto.